Si è svolto stamani un sit-in di protesta dei lavoratori agricoli e forestali presso la prefettura di Agrigento, indetta dai sindacati CISL, FAI CGIL e UIL su scala nazionale per ribadire come il decreto sostegni ha escluso i lavoratori della forestale stagionale e degli agriturismi e florovivaisti da ogni tipo di ristoro. Per questo si è ritenuto oggi anche nella nostra città di sensibilizzare la prefettura di Agrigento per ribadire come i lavoratori di questo importante settore non devono essere trascurati e riconoscere loro anche che vengono confermate le stesse giornate lavorative dell'anno 2019 che nel 2020 e 2021 non sono state fatte per via della pandemia in corso. I 3 segretari sindacali agrigentini hanno anche rivolto al prefetto di Agrigento la loro preoccupazione per i ritardi che si annunciano per la partenza della campagna forestale, della prevenzione incendi, rivolto alla regione siciliana, al Dipartimento Rurale e Territoriale, anche per il territorio di Agrigento. Sì, oggi comunque è una manifestazione nazionale indetta da UILA, FAI e FLAI per il mancato inserimento nel decreto sostegni del governo Draghi dei braccianti agricoli per il bonus. Quindi significa che i lavoratori agricoli sono figli di un dio minore. Quindi oggi in tutte le piazze delle province, davanti a tutte le prefetture, c'è una mobilitazione di UILA, FAI e FLAI per dimostrare questo dissenso nei confronti del governo Draghi e per cercare di inserire anche i lavoratori agricoli per usufruire del bonus sostegni previsto dal decreto. Manifestiamo anche, come diceva lei, la mancata riforma del settore forestale in Regione Sicilia. Per noi il governo Musumeci è un governo inadeguato nel settore forestale e in tutto il comparto agricolo. Già da diversi anni hanno annunciato di voler riformare il settore forestale e oramai da anni necessita la riforma del settore e quindi dobbiamo cercare di inserire nuovi lavoratori all'interno dell'indotto e nel sistema forestale. Ad oggi non abbiamo avuto nessun risultato, solo promesse ma nulla di fatto. Stamattina, come in tutte le prefetture d'Italia, stiamo protestando per il mancato riconoscimento da parte dei vari decreti dei vari governi dei lavoratori agricoli nei confronti di qualsiasi tipo di bonus. Lavoratori chiamati essenziali perché hanno fatto sì che assicurato il cibo nelle nostre tavole, che ora vengono esclusi da ogni tipo di ristoro. Per questo stamattina siamo qua, ma anche per far modo che ci sia nei confronti dei lavoratori agricoli l'effetto trascinamento, cioè le giornate svolte nel 2019 vengono anche assicurate per il 2020, dal momento che molti lavoratori per effetto della pandemia hanno perso migliaia di giornate di lavoro. Come diceva, anche nei confronti del governo regionale stiamo chiedendo l'intervento del prefetto perché quest'anno prevediamo che i lavori di prevenzione incendi, quindi i cosiddetti viali parafuochi, partino con ritardo perché il governo regionale ha caricato tutti i fondi necessari per lo svolgimento delle giornate di garanzia occupazionale su fondi europei che hanno una progettazione complessa e per questo abbiamo paura che quest'anno le opere di prevenzione partino in ritardo con rischi per quanto riguarda gli incendi dei boschi e soprattutto anche dal punto di vista occupazionale ed economico per le migliaia di famiglie di lavoratori della nostra provincia.